Allora, l'ANCI Veneto condivide pienamente gli obiettivi che si prefigge la Regione sul tema del consumo del suolo. Non è per niente favorevole la modalità con la quale la Regione la vuole applicare. È sostanzialmente critica nei confronti della Regione quando vuole avvocare a sé competenze che sono per la maggior parte comunali. Ci teniamo a ricordare che ai comuni la Costituzione ha assegnato il compito di pianificare il loro territorio. Ecco, la Regione dovrebbe dare un quadro normativo di base entro il quale i comuni vanno a definire con la loro programmazione il disegno della loro città. Questo non avviene con queste modifiche normative, con questi nuovi progetti di legge. Noi preferiremmo che la Regione revisionasse la legge regionale 11 del 2004, cioè la normativa urbanistica, inserendo tutte queste azioni che favoriscono la rigenerazione urbana e il risparmio dell'uso del suolo, rendendo la materia molto più organica. E quindi è questa con forza quello che andiamo a chiedere alla Regione, e la contestuale abrogazione delle norme sulla rigenerazione contenute nel nuovo piano casa, che ha escluso completamente ai comuni le competenze per quanto riguarda soprattutto i centri storici. Ecco, questi sono i due punti estremamente qualificanti che chiediamo vengano ascoltati dalla Regione. Esprimiamo poi anche preoccupazione per la modalità con la quale viene chiesto di togliere le aree edificabili dal territorio senza una corretta valutazione all'interno facendo la distinzione fra quello che avviene all'interno dei centri urbanizzati e quello che avviene nelle periferie. Potrebbero crearsi anche dei problemi di scompenso per quanto riguarda i bilanci comunali, facendo sì che i cittadini chiedono che gli si tolga l'area edificabile non certo per motivi di contenimento del suolo, ma solo per evitare la oggi purtroppo grande tassazione che hanno rispetto al patrimonio.